Di quale salute gode la Val Belluna? Le statistiche parlano da sole. Fonti energetiche alternative. Sono sempre prive di inquinamento? Vi presentiamo la centrale a biomasse di Mel. Aria vietata ai minori. Un medico mette in guardia dai rischi causati dallo smog. Biedilizia. Il nuovo modo di costruire che può salvare l'ambiente. Buongiorno cari telespettatori e benvenuti a questa edizione di Studio Mel. Oggi vi parleremo dell'aria, trattando il tema inquinamento sotto vari aspetti e prendendo in considerazione le conseguenze che esso ha sia a livello ambientale che medico. Forse non tutti sanno che Belluno è la quarta città meno inquinata d'Italia, ma nonostante ciò l'aria della Val Belluna è tra le meno sane della provincia. A questo proposito abbiamo preparato un servizio per conoscere meglio le caratteristiche della valle. La Val Belluna, l'ampio bacino di origine glaciale che va da Croce d'Aune al Monte d'Olada, a causa della sua particolare circolazione d'aria, sembra essere la zona più inquinata della provincia di Belluno. In base alle rilevazioni fatte dall'ARPAV, è l'area del Feltrino quella che fa registrare la maggior concentrazione di PM10. La Val Belluna ha la caratteristica di essere una valle particolarmente larga. In più il Piave esce e sbocca sulla pianura per una valle particolarmente stretta che è questa che vediamo alle mie spalle. In più la zona del Feltrino si trova più in basso, dal punto di vista dell'altimetria è il punto più basso della valle. Se il problema in estate è relativamente trascurabile, in inverno la situazione cambia drasticamente. Infatti, a causa della morfologia della valle, con la stagione fredda, i livelli di inquinamento si impennano. Tutto il periodo invernale, caratterizzato da giornate di inversione termica, l'aria ristagna nei bassi strati e non permette un ricambio che sarebbe necessario per una migliore qualità dell'aria. E questo la rende unica perché pur essendo in una zona poco industriale, la rende particolarmente inquinata. È molto larga e non c'è ricambio d'aria in inverno, perché durante il periodo estivo questo problema non sussiste. Infine un consiglio: per avere un'aria più pulita e respirabile, basta, ad esempio, bruciare meno sterpaglie. Ma cosa si intende veramente per inquinamento atmosferico? Scopriamolo insieme nel prossimo servizio. L'inquinamento atmosferico è determinato dai gas di scarico dei mezzi di trasporto, dai fumi emessi dalle industrie e da quelli derivanti dal riscaldamento che in provincia di Belluno dura circa 7 mesi per le particolari condizioni climatiche. A ciò va aggiunta l'urbanizzazione, che ha ridotto notevolmente la superficie delle aree verdi, capaci di contrastare l'accumulo di CO2. Quando si parla di inquinamento atmosferico si parla di PM10, ma di cosa si tratta? La sigla PM sta per materia particolata e identifica materiale presente nell'atmosfera in forma di particelle microscopiche il cui diametro è uguale o inferiore ai 10 millesimi di millimetro. La pericolosità delle polveri sottili dipende dalla loro grandezza. Mentre quelle oltre i 7 micron si infilano nella cavità orale e nasale, quelle da 1,1 micron arrivano fino agli alveoli polmonari. Le polveri sottili o PM10 sono una delle cause dell'aumento della temperatura globale. Causano le piogge acide che distruggono chilometri quadrati di foreste, corrodono le strutture architettoniche e nelle zone a più alta densità causano una maggiore incidenza di tumori e altre patologie legate all'albero respiratorio. Una risposta all'esigenza di produrre energia contenendo le emissioni inquinanti nell'aria possono essere le centrali a biomasse. Uno di questi impianti è stato costruito a pochi passi dalla nostra scuola. Abbiamo mandato sul posto un nostro inviato che si trova in compagnia di un esperto. Elia, a te la linea. Buongiorno cari telespettatori, mi trovo di fronte alla centrale biomasse di Mel, in compagnia di Roberto Fugazza, che ha contribuito alla costruzione di questo impianto. Può spiegarci il funzionamento?
Sì, io con il mio incarico di consigliere comunale ho seguito la progettazione di questo impianto, che è avvenuta tramite un finanziamento che abbiamo chiesto alla Regione Veneto. Diciamo che questa centrale a biomasse è semplicemente una grandissima caldaia, cioè una centrale a legna, è una centrale che funziona esclusivamente a cippato, che è legna sminuzzata, che viene praticamente caricata su delle vasche, su cui ci troviamo noi adesso. Sono 2 enormi vasche che alternativamente vengono riempite con un sistema di carico e scarico. Dalle vasche questo cippato viene trasportato attraverso una coclea, diciamo una vite senza fine, verso la caldaia. Questa caldaia funziona in continuo e quindi riesce a mantenere sempre una temperatura interna costante, il che gli aumenta sia la resa che la possibilità di non emettere troppi fumi. Questa caldaia poi ha un sistema automatico di gestione delle ceneri, un sistema automatico di gestione degli scarichi, è completamente automatizzata e ha un sistema di gestione dei fumi che permette attraverso dei particolari filtri di ridurre le emissioni in atmosfera. La caldaia è collegata a un sistema di teleriscaldamento, che è una rete di tubi che alimentano sia la scuola media che la struttura della scuola elementare che la palestra. Quindi il sistema, diciamo, è abbastanza complesso, è un progetto abbastanza importante che siamo riusciti a concludere anche con soddisfazione, anche perché oltre ad essere un progetto utile, diciamo, per quanto ci riguarda per l'ambiente, ha anche un vantaggio economico, perché i consumi di questa caldaia rispetto alle precedenti sono realmente minori anche come spese, per cui devo dire che questo non è una cosa da poco di questi tempi. Per approfondire l'argomento abbiamo preparato un contributo. Prego la regia di far partire il servizio. Una possibile soluzione all'inquinamento atmosferico è l'utilizzo delle centrali a biomasse. Una di queste è stata collocata nel cortile della scuola secondaria di Mel. Gli direttori delle centrali sostengono che questi impianti fanno risparmiare energia, non sono inquinanti per l'ambiente e non comportano danni per le persone. Le centrali a biomasse infatti rappresentano una valida alternativa all'uso delle energie di origine fossile. Per produrre energia a basso costo si usano sostanze legnose che normalmente non vengono utilizzate come gli scarti forestali e quelli derivati dalla produzione di pellet o cippato. Prima di salutarci, può confermare che i fumi emessi dalla centrale non sono dannosi per le persone e soprattutto per i bambini delle 2 scuole adiacenti? Direi di sì, non perché semplicemente ci credo, ma perché abbiamo fatto fare delle analisi all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sia prima che dopo, analisi dell'aria, e perché abbiamo studiato un sistema di emissione dei fumi che è adeguato alla normativa più restrittiva che c'è in Europa, proprio perché abbiamo voluto fare in maniera che venisse filtrata al massimo tutto quello che esce dalla caldaia. Un tecnico che ha seguito l'impianto dice che praticamente le emissioni di una caldaia come questa, che sono 500 kW, sono pari a quelle di 3 cucine economiche di quelle tradizionali. Quindi una proporzione incredibile, si riesce ad avere un'efficienza grande e pochissime emissioni in atmosfera, quindi posso confermare. Grazie per il suo intervento, studio a voi la linea. Ringraziamo il nostro inviato e continuiamo con il nostro TG. Smog, fumo e inquinamento incidono sulla salute degli abitanti della Val Belluna. Quali sono le fasce di popolazione più a rischio e le patologie più diffuse? Ne abbiamo parlato con un pediatra. L'inquinamento, che sia di origine naturale o antropica, provoca danni all'ambiente e al nostro stesso organismo e quindi alla nostra salute. Gli effetti più comuni di queste alterazioni dell'ambiente sono irritazioni e problemi soprattutto per quanto riguarda l'apparato respiratorio inferiore. Molti medici ritengono che l'inquinamento atmosferico sia anche la causa di malattie polmonari e cardiocircolatorie croniche, quindi di un conseguente aumento della mortalità.
Sì, ci sono delle patologie che sono un po' più frequenti da noi che non in altre zone dell'Italia. Sono patologie particolarmente riferentesi all'apparato respiratorio, particolarmente le allergie e particolarmente nel periodo di transizione fra l'autunno e l'inverno, le bronchiti, ovvero sia tutte le malattie che colpiscono l'apparato respiratorio inferiore. I soggetti più colpiti sono gli anziani, ma soprattutto i bambini. Nella mia esperienza specifica di pediatra, trattando ovviamente di bambini, i soggetti maggiormente a rischio sono i bambini piccoli, perché le vie respiratorie del bambino piccolo, particolarmente al di sotto dell'anno di età, hanno delle caratteristiche diverse, sono più delicate e quindi sono maggiormente a rischio di essere danneggiate da quella che è la polluzione ambientale, cioè l'inquinamento ambientale. Per prevenire queste patologie e assicurare un sano mantenimento dell'organismo, basta seguire alcune semplici regole essenziali. Sicuramente noi possiamo agire in maniera molto importante per prevenire i danni. La prima cosa da fare è mantenere un buon ambiente all'interno delle proprie abitazioni, non fumare, che è una cosa che danneggia moltissimo, mantenere un buon tasso di umidificazione, ma però per quello che è l'inquinamento atmosferico, dato che l'inquinamento in genere contamina la parte più bassa della vallata, è importante andare nella parte più alta, andare a fare delle passeggiate in montagna, ossigenarsi e quindi depurare il proprio organismo da quelli che possono essere gli inquinanti che abbiamo respirato stando nella parte bassa della vallata. Questo è, credo, in provincia di Belluno il sistema migliore per prevenire i danni provocati dall'inquinamento atmosferico. Amel ha sede una delle realtà edilizie più all'avanguardia in campo di ecocompatibilità. Abbiamo chiesto a uno dei tecnici di questa impresa com'è possibile costruire una casa che non inquini. Vediamo. Che cosa si intende per bioedilizia? Il bioedilizia si intende l'uso di materiale ecologico nelle costruzioni, tipo il legno e derivati del legno principalmente. Costruire in modo ecocompatibile fa bene al portafoglio, ma soprattutto alla salute. Tanti sono i vantaggi del costruire e del vivere in una bioabitazione. Se da un lato i costi di realizzazione sono pressoché identici a quelli delle comuni case, le spese per il riscaldamento invece si abbassano di molto e soprattutto diminuisce l'inquinamento. È vero che le case ecologiche inquinano meno rispetto alle normali abitazioni? Sì, come detto prima, le case ecologiche inquinano meno perché non si usa il calcestruzzo che è inquinante. Dopo si usa principalmente il legno e i suoi derivati e per il riscaldamento si usano i pannelli solari, i fotovoltaici che sfruttano i raggi del sole e la geotermia che sfrutta il riscaldamento della terra. Nella bioedilizia vengono utilizzati materiali di tipo organico, in particolare il legno che va a costituire le strutture portanti di una casa. Ma non bisogna mettere in secondo piano la lana di pecora che invece riveste un ruolo importante soprattutto come isolante posto nelle intercapedini, mentre la terracotta può essere un valido rivestimento di pareti. In Val Belluna sono presenti parecchi esempi di case ecocompatibili che stanno diffondendosi nella maggior parte della provincia. Nella provincia di Belluno le case costruite in bioedilizia sono circa il 10% delle case rispetto alle case normali. Nel Trentino e l'Alto Adige invece sono maggiori perché hanno un maggior contributo da parte della regione. Con il servizio sulla bioedilizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci alla prossima edizione di Studio Amel.